parlare di metabolismo, di nutrizione e dolore cronico. Per molto tempo ho cambiato diverse diete. Da quando avevo 18 anni circa ho provato la chetogenica, ho provato la vegetariana, la carnivora, ho provato la gluten free, insomma ho provato diverse diete perché le avevo provate un po' per interesse personale, per capire come il mio corpo cambiava con la dieta, in particolare la mia mente, perché non ho mai avuto problemi di peso e ho sempre pensato che la dieta fosse collegata appunto a uno stato mentale, ok? Quindi ho letto una marea di libri già da ragazzino, insomma quando avevo già 18 anni, sulla nutrizione, tanto che volevo fare il nutrizionista a un certo punto. Pensavo che sarebbe stata la mia vita, cioè la mia strada, quella del nutrizionista, nonostante avessi già comunque tanti interessi nella fisioterapia, nel corpo, nella medicina in generale. E quindi dicevo, ok, nel momento in cui sentivo dolori cervicali, intorno appunto in quell'età lì dei 18-19, ho notato che certi dolori cervicali e anche di emicrania o di mal di testa arrivavano dopo aver mangiato diversi pasti raffinati come pizza, pane. Quindi a un certo punto ho pensato che ci fosse una connessione, avevo letto anche ci fossero connessioni tra emicrania e glutine, fino a che non sono arrivato al lavoro di Sarno dove dottor Sarno, dove alla fine le emozioni erano al centro e la causa dei problemi persistenti cronici. La maggior parte, ovviamente. Se conoscete il mio canale YouTube, sapete che non sto generalizzando in questo momento, cioè sto veramente dicendo che la maggior parte dei dolori cronici persistenti sono di natura nociplastica. Quindi questa nociplasticità, ovvero questa ipersensibilità del sistema nervoso, può essere contribuita con la nutrizione. Quindi quando noi guardiamo la nutrizione come una causa, probabilmente non lo è, ma può supportare una ipersensibilità del sistema nervoso. All'inizio di Neurobalance, il mio percorso, il mio metodo, aveva eliminato ogni possibilità di supporto di nutrizione. Perché? La mia idea era quella di non stressare più il paziente o la persona con ulteriori diete, anche perché sapevo che molte delle persone che erano guarite o comunque avevano avuto una remissione dei sintomi non avevano risolto quelle diete e io non avevo risolto quelle diete, ok? Quindi tutto il mio lavoro arriva un po' dall'esperienza personale in primis e poi quello che ho visto nei miei pazienti. La nutrizione però negli ultimi mesi ho iniziato a ristudiarla un po', però con un qualcosa di diverso. Sono venuto a conoscenza di informazioni sul metabolismo e l'ipersensibilità del sistema nervoso. In particolare parlo dell'insulinoresistenza. E anche se questo non è per tutti, ci sono delle particolari persone che hanno problematiche di metabolismo. Metabolismo intendo che il loro metabolismo è molto lento, quindi non riescono a bruciare più insomma, le proteine, i grassi e i carboidrati in modo efficiente, anzi stanno principalmente bruciando carboidrati, soprattutto quelli raffinati, con un picco di glucosio, un picco di glicemia e un picco di insulina, ovviamente. Insulina e glicemia vanno di pari passo. Quando l'insulina, che è un ormone che prende gli zuccheri nel sangue e li porta verso le cellule, principalmente quelle dei muscoli, verso le cellule dei grassi, verso le cellule del fegato, per creare appunto energia, questo è il metabolismo. In questo procedimento, quando
c'è un'ipersensibilità del sistema nervoso e quindi probabilmente un'insulina alta, che si chiama insulinoresistenza, questa problematica, si ha dell'informazione. Questo è chiaro e soprattutto molto più comune nelle problematiche di emicrania, di cefalea e nelle problematiche di fibromialgia, quindi dolori diffusi. Questo non vuol dire che altre problematiche come quelle di ansia e di depressione non abbiano questa insulina resistenza presente. La maggior parte delle persone che mi ha guardato, che ha guardato il mio canale, guarda il mio canale perché io ho un approccio molto diverso da tutto il resto. Quindi metto tutte le mie chips sulle emozioni. E in realtà, per quanto le emozioni siano, secondo me, per quello che ho studiato, per quello che le evidenze scientifiche dicono e per la mia esperienza, la parte centrale del problema. Quindi quando siamo in uno stato di stress, l'insulina può andare alta, perché lo stress rilascia cortisolo, rilascia adrenalina. E questo può arrivare a causa di momenti stressanti della tua vita, un periodo stressante della vita o addirittura un trauma. Ogni persona processa i traumi in modo differente, quindi per una persona un incidente stradale è un trauma, per un'altra persona il trauma potrebbe essere semplicemente un atto di bullismo o qualcos'altro, o una separazione, o la perdita di un caro, ok? O semplicemente un periodo molto stressante al cambio lavoro, per esempio. A quel punto il cortisolo e l'adrenalina va su, non riesce ad andare giù, molto probabilmente ci potrebbe essere un'insulinoresistenza già presente, quindi la parte di insulinoresistenza in quel caso potrebbe essere già presente, uno per lo stress, due magari anche per di una nutrizione che non sta supportando te stesso o te stessa. Pasta, pane, riso bianco, carboidrati semplici, dolci, questo se messi nella propria dieta in modo giornalmente, nella propria dieta sistematicamente, può portare a un'ipersensibilità del sistema nervoso. Ecco che arriviamo a questo che vi sto dicendo, non come dieta per perdere peso, non come dieta a eliminazione come viene fatta molto spesso, magari anche male, con eliminiamo la glutine totalmente, non è questo il problema, non è il singolo cibo il problema, ok? È in questo caso il metabolismo, è in questo caso l'ipersensibilità del sistema nervoso. Quindi se noi andiamo in modo olistico a capire tutti questi processi, capiamo che il problema è l'ipersensibilità del sistema nervoso, che quindi porta a un'insulinoresistenza, potrebbe portare all'insulinoresistenza, quindi causata da stress principalmente, emozioni comunque anche represse, piuttosto che sonno che va a non essere più regolato, oppure al fumo, perché anche questo, il fumo porta a un problema di insulinoresistenza, soprattutto le nuove sigarette elettroniche, cosa che uno pensa, la sigaretta elettronica meglio che il fumo della sigaretta normale, in realtà studi scientifici ci dicono che forse fa anche peggio, perché è vero che non vai a bruciare quella sorta di catrame che senti, ma vai a bruciare e vai a inalare, vai a vaporizzare zuccheri, anche se non sono zuccheri semplici, quelli sono comunque processati come zuccheri o zuccheri semplici. La sedentarietà, un altro problema, ma questo è un problema legato quindi al dolore, no? Allora, se noi sentiamo dolore, ovviamente ci muoviamo di meno, la nostra idea, se sentiamo dolore, è perché probabilmente c'è qualcosa di sbagliato in noi, all'interno del nostro fisico, magari ossa, muscoli, tendini, quello che vuoi, quindi inizi a muoverti di meno. Questo porta
a non solo non smaltire quegli zuccheri e quel glucosio in eccesso probabilmente nel sangue, che quindi deve essere trasportato, ti ricordo, attraverso l'insulina verso i muscoli, e vengono appunto i muscoli vanno a bruciare quell'insulina, vanno a bruciare quegli zuccheri creando energia, quindi questo c'è un aumento del metabolismo. A quel punto questo ti supporta in quella ipersensibilità del sistema nervoso, perché sappiamo che attraverso il movimento puoi andare a dare un input molto benefico, di beneficio al cervello. Questo che ti sto dicendo supporta quindi che il tuo corpo non è danneggiato, che il tuo corpo in realtà non è malato, che il tuo corpo è perfetto, anzi è troppo efficiente in certi casi. Quando parlo di dolori persistenti, esempio emicrania, il tuo sistema nervoso centrale sta ricevendo una marea di segnali, e sta cercando di riequilibrarsi, ma non ce la fa. Quindi in realtà non è danneggiato, come potrebbe essere in un sistema, in un dolore neuropatico, dove si pensa che, non è che si pensa, anzi c'è un danneggiamento a livello nervoso, ma qui stiamo parlando di sintomi nociplastici o comunque di ipersensibilità del sistema nervoso, che è differente. I tuoi nervi sono ok, infatti probabilmente avrai fatto delle elettromiografie, ti avranno fatto una marea di test in questi anni e non hai trovato mai niente. Addirittura anche le analisi appunto della reumatoidi, perché uno pensa probabilmente il mio sistema immunitario mi sta andando contro, quindi facciamo dei test per i reumatismi, questo il neurologo o il reumatologo te la potrebbe aver fatti, non è arrivato assolutamente niente nei risultati, e quindi a quel punto dici, ma io le ho già fatte le analisi del sangue, perché dovrei andare ancora su questa cosa dell'insulinoresistenza se le mie analisi erano tutte ok? Ora ritorniamo appunto a questa cosa dell'insulinoresistenza e del perché faccio questa live. Perché di recente ho deciso di intraprendere, di mettere nel percorso Neurobalance un supporto di nutrizione. Un supporto di nutrizione qualora, in base ai sintomi, in base alla storia medica, in base anche alle diagnosi che ci sono, si va a controllare anche l'insulinoresistenza con dei test molto semplici. Perché non si va a controllare l'insulina oggi? Perché la principale, uno, perché il dolore cronico non è mai stato, o meglio, non era già mai stato testato, cioè studiato come ipersensibilità del sistema nervoso, perché i medici sono principalmente hanno principalmente studiato dal punto di vista biomedico, quindi biologico-fisico, quindi qualcosa che non va nel corpo. E il sistema nervoso ipersensibile è qualcosa che è nato dal 2021-2022 più o meno, quindi tempo zona Covid, periodo Covid, quindi molti medici, molti professionisti sono rimasti un po' indietro su questa cosa, cercando nel corpo qualcosa che non va. Ora non mi voglio perdere perché ci sono tante cose che ti sto dicendo. Riguardo l'insulinoresistenza, i test sono molto semplici, ci sono 3-4 analisi del sangue, si può fare tutto in una botta, in un giorno, e le ho fatte oggi tra l'altro, per me stesso. Uno, perché voglio essere sicuro che la mia livello di insulina è ok. E ci sono la glicemia a digiuno, l'insulina a digiuno, la glicemia glifoscata. Sono comunque, adesso non ti sto a dire tutte le cose che devi fare, puoi vedere un mio video che uscirà prossimo mese, il 17 di aprile, su questa problematica in particolare. Oppure scrivimi, diciamo, nei commenti e ti dico se vuoi direttamente le 3-4 cose da verificare nel sangue per l'insulinoresistenza. Quindi questo è importante, perché se si ha insulinoresistenza si può trattare l'insulinoresistenza attraverso una gestione dello stress che già c'è in Neurobalance,
attraverso la meditazione, il supporto psicologico, l'educazione alla neuroscienza del dolore, il movimento, ok, l'omeopatia, ma c'è tutta quella parte appunto di nutrizione che si potrebbe fare nel caso ci sia insulinoresistenza. Cosa bisogna fare in quel caso? Invito una chetogenica e un intermittent fasting, un digiuno intermittente. Ora tu dirai, ma questo non è che mi porta ulteriore stress se metto una chetogenica? Probabilmente potrebbe portarti un po' di stress, perché c'è, se hai insulina resistenza, molto probabilmente un attaccamento al cibo in modo negativo. Ci potrebbe essere un emotional eating, cioè un mangiare dal punto di vista un po' più nervoso. Guarda caso, le dipendenze che abbiamo dal cibo non sono mai dai broccoli, dai cavolfiori, ma sono principalmente dalla pizza, la pasta e dolci, in particolare, e lo zucchero. Ci sarà pure un motivo, e togliendo quindi questi carboidrati semplici, raffinati nella dieta, l'insulina resistenza dovrebbe andare giù, anzi va giù. La chetogenica in particolare ha un trattamento che veniva studiato già dal 1930, se non sbaglio, o 40, non ricordo benissimo, come trattamento per l'epilepsia. Quindi non era sicuramente qualcosa che era stato studiato all'inizio per la perdita di peso, ma era per un riequilibrio energetico del cervello, in particolare del metabolismo del cervello. E si è capito attraverso degli studi principalmente animali che il dolore cronico andava a risolversi, o meglio andava a riequilibrarsi, e quindi anche non solo il dolore cronico, ma anche l'ansia, ma anche la depressione. Ciò non vuol dire che tutte le depressioni, che tutti i stati d'ansia siano trattabili con una dieta chetogenica. C'è sempre, non si può fare una dieta per tutti identica, no? Cioè, anche lì, e non è detto che deve essere per forza chetogenica, può essere anche low carb, dipende dallo stato di insulina resistenza. Se non c'è insulina resistenza, perfetto, lavoriamo sempre sulle stesse cose che abbiamo lavorato fino ad oggi, gestione dello stress, in particolare con le varie strategie che abbiamo disponibili, movimento fisico, educazione alla neuroscienza del dolore, quindi informarsi principalmente che il tuo corpo è ok, che il sintomo è collegato principalmente al tuo stato emotivo, e continuare ad andare avanti così, in modo che il sistema nervoso inizia a riequilibrarsi, e si può riequilibrare fino alla fine dei nostri giorni. Quindi non è un problema di tempistica, di quanto tempo hai avuto dolore cronico. Allora, se hai avuto dolore cronico per 10 anni, allora dovrei stare altri 5 anni in terapia. No, assolutamente no. E capisco adesso molto il discorso di non fidarsi delle terapie oggi, perché ognuno te ne dice una diversa, che oramai hai speso 100.000 euro in cure, quindi non sai più dove andare a parare, chi seguire. Ecco perché sto facendo tanti video su YouTube per informare le persone. Poi sei tu che, provando queste informazioni, vedi cosa ti aiuta, vedi che cosa non ti aiuta, e ti fa un'idea. Considera però che tutte le terapie, sia farmacologiche che dal punto di vista psicologico o di nutrizione, anche omeopatico, tutte hanno un effetto placebo. L'effetto placebo, placebo in italiano, è un effetto che è indotto appunto dalla tua credenza che quella cosa che stai facendo ti fa stare bene. Mi è capitato questo nella mia dieta carnivora, quando ho iniziato a farla per la psoriasi. Ci sono stati i primi giorni dove notavo che questa psoriasi, questa zona diciamo di arrossamento della pelle, migliorava, e dicevo, mi ero gasato, dicevo, cavolo, ho trovato la soluzione alla psoriasi con la dieta carnivora.
Non avevo però preso in considerazione la parte di stress, la parte di gestione delle emozioni, la parte quindi più emotiva. Non possiamo dividere mente e corpo. Te lo ricordo, non dividere mente e corpo, la cosa migliore è affidare tutto appunto a un team che si parla, dei professionisti che si parlano in un unico team, che dicono: ok, facciamo la dieta chetogenica o l'intermittent fasting, ok, c'è lo psicologo, ok, c'è il fisioterapista, ok, c'è la parte magari di omeopatia per supportare il tutto. Questo è quello che io ho odiato dopo anni, mettendo il puzzle tutto insieme e dire: ok, questi sono i pezzettini che mancano là fuori, perché si fa online, perché riusciamo a prendere i top player, terapisti, i migliori che io ho conosciuto in Italia e all'estero, tutti insieme, lavorare in un team e dare supporto senza cercare soluzioni aggiuntive che creano problemi, tecarterapia, ozonoterapia, manipolazione, massaggio. Cioè, noi possiamo fare 100.000 terapie, quali sono quelle che veramente danno i più risultati? Guardiamo la scienza, io l'ho guardata per diversi anni, ho messo insieme tutte queste cose anche per esperienza personale e sto dando questo servizio così online con un team. Quello che non so fare io lo affido a dei professionisti che ne sanno più di me, non posso sapere tutto, ma diciamo che cerco di giostrare tutto il team e questo è di incredibile bellezza, anche di incredibile difficoltà, perché si sbaglia, si può sbagliare, non tutti i pazienti che entrano in Neurobalance migliorano al 100%, ma la maggior parte migliora. E migliora entro i 2-3 mesi, solitamente 3 mesi, dove i 2 mesi sono di terapia, l'ultimo mese di integrazione. Ora, ti invito a candidarti qualora questo che ti sto dicendo risuona con te. Puoi candidarti semplicemente andando sul mio sito web venezianotherapy.com e lì troverai un modo per candidarti. Questo era molto importante per me come step ulteriore della nutrizione, di metterlo dentro il percorso olistico di Neurobalance, che insomma copre un po' un gap che c'era secondo me. Non è stato facile metterlo dentro perché comunque è un altro tassello, è un altro tassello al puzzle insomma di Neurobalance, dove ci sono 3 terapisti in questo momento che collaborano, probabilmente 4 col nutrizionista, e a quel punto si va tutti insieme. E andando su tutti i fronti, quelli verso il sistema nervoso centrale, si ritorna a stare bene. Questo l'ho visto in più casi in questi anni. Ovviamente chi non aveva fatto nutrizione, chi non aveva fatto psicologia, era ritornato comunque a stare bene, però se diamo un supporto ulteriore con psicologia e nutrizione, oltre a quello che vedete nel mio canale, vai semplicemente a beneficiare del tutto. Per adesso appunto è tutto in questa live. Se avete delle domande in particolare scrivetemele nei commenti, così magari nei prossimi video andrò a approfondire e niente. Quindi per adesso grazie per seguirmi, per aver visto questo video fino alla fine. Non è da tutti, so che i miei contenuti sono molto lunghi, qualcuno mi ricordo mia madre mi dice spesso: Alessio, i tuoi contenuti sono molto lunghi, ma chi vuoi che li guarda fino alla fine? È vero, però chi ha problemi di questo tipo da anni e non si fida più di nessuno, è giusto che vai a avere queste informazioni, farti una tua idea, non fermarti al primo terapista che ti dice una cosa. Sii critico, fai le tue ricerche se riesci e ovviamente poi scegli un po' di pancia, nel senso che in base appunto alla professionalità e a quante persone quella persona ha aiutato, tu poi ti puoi fare, insomma, ti puoi fidare oppure andare da un'altra parte. Se sei qua è perché probabilmente ti fidi e quindi ti ringrazio per la fiducia, per me è molto importante e mi porta veramente
tanta forza dentro per andare avanti in questo percorso che non è facile assolutamente, perché online puoi raggiungere chiunque, ma diciamo che la difficoltà è quella di integrare tutto senza che tu ti annoi, senza che tu insomma perdi la rotta. Questa è la difficoltà, quindi rimanere costante col tuo mindset qui, e questo è quello che cerco di fare con tutti i video settimanali. A prestissimo e grazie ancora. Ciao.